La Camera di Commercio di Verona, insieme alle categorie economiche sul territorio veronese, sin dall'inizio ha preso in mano il problema del coronavirus e soprattutto l'impatto chiaramente sulle imprese. La Camera ha seguito 3 linee di azione. La prima linea di azione riguarda il monitoraggio del territorio per verificare l'impatto per singolo settore. La seconda azione riguarda la tutela e il sostenere le imprese veronesi nei confronti della Regione Veneto chiaramente, e qui devo dire una grande risposta da parte degli assessori competenti e del governatore Zaia, e a livello nazionale attraverso la nostra Unione Camere del Veneto. Un'altra cosa, la terza azione che la Camera sta portando avanti, quella più concreta, è quella di suggerire delle soluzioni. Le soluzioni che devono essere portate avanti riguardano l'oggi, quindi il problema del resistere in una situazione di crisi, e la seconda, il domani, quindi come ripartire.